Ed è l'ultimo candidato sindaco che sentiamo oggi e concludiamo la lista di 9 candidati a sindaco di Padova in questo spazio delle tribune elettorali ed è Daniela Ruffini, 42 anni, unica donna candidato a sindaco, si trova in difficoltà sola come donna. Beh, intanto ho 43 anni e sono l'unica Ero donna, galante lei. sono l'unica donna e beh, la coalizione mi ha indicata, ma credo che in tutti i partiti ci siano delle bravissime politiche donne, Non solo è che perché magari... lei è di origine abruzzese, si fa imporre, si Beh, no, impone. ma credo che io sia stata scelta anche per la mia esperienza amministrativa e per le campagne che ho condotto nella mia città. Perché ricordiamo Daniela Ruffini, candidata a sindaco per Rifondazione Comunista e poi per la lista che si chiama Ambiente, Salute e Cultura, quasi un programma in questa lista. Lei è attuale Presidente del Consiglio Comunale di Padova, ma Sì, in passato è stata anche assessore tra l'altro sui temi della casa, dell'immigrazione, tra l'altro durante quel periodo fino al 2009 mi pare è stata assessore, c'è stata la vicenda di Vianelli, il cosiddetto Bronx di Padova, lei è stata una dei protagonisti di quella polemica, della chiacchierata discussione, è un problema no, io sono che... stata la protagonista della chiusura di Vianelli, che era un ghetto urbano che nella nostra città aveva rappresentato per 10 anni una zona franca dove tutto era possibile. Noi abbiamo chiuso quel posto. In questa campagna elettorale il tema del degrado e di alcune zone a rischio, il problema della sicurezza in città è tornato vivace, qualcuno lo impone come primo tema, è così? Beh, diciamo che in campagna elettorale la sicurezza è il tema più propagandato. Io parlo di propaganda perché moltissimi che oggi agitano il problema della sicurezza, quando hanno governato, non lo hanno risolto. Io penso che Padova sia una città che ha problemi della sicurezza che vanno assolutamente affrontati e risolti, ma non in maniera propagandistica, ma con azioni E efficaci. quali sono le azioni efficaci? Beh, io le posso dire quelle che può fare un sindaco. Io ho fatto l'assessore, lo ricordava lei, il sindaco deve collaborare, questo è il suo dovere, con tutti gli attori istituzionali delle forze dell'ordine sul territorio. Il sindaco partecipa ai COSP in prefettura, che sono i comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza, e mette a disposizione le risorse che ha E sono dell'amministrazione poche. per sono sempre meno perché, ripeto, chi parla di sicurezza poi è anche quello che taglia i fondi alla sicurezza. In ogni caso il sindaco deve, attraverso la propria polizia municipale e attraverso altri strumenti amministrativi che ha, prevenire i problemi della sicurezza e soprattutto prevenire il degrado. Ma Padova secondo lei c'è una realtà di degrado e cosa bisogna fare? E poi questa realtà patavina è cambiata in questi anni, quartieri di periferia, aree del centro, lei che del problema a casa si è occupato Sì, in prima persona. allora diciamo che Padova è cambiata negli anni perché ha visto uno sviluppo urbanistico totalmente disordinato. Noi abbiamo interi quartieri periferici dove abbiamo edifici completamente abbandonati e preda anche di come dire, frequentazioni tra virgolette, insomma, che sono riconducibili al problema della sicurezza. In più abbiamo quartieri che si stanno spopolando. Perché? Perché non c'è un'attività, non ci sono delle attività ad esempio sociali o delle attività commerciali che vengono sostenute. Molto spesso ci si sofferma troppo sul centro e si lasciano questi quartieri satelliti abbandonati a se stessi e non collegati con la città. Lei tra l'altro gestisce uno sportello casa, insomma, sociale, un'emergenza abitativa che c'è Io nella... faccio la volontaria insieme a moltissime altre persone che sono
sono anche parte delle liste che mi sostengono, che è lo sportello sociale contro la crisi. In questi anni abbiamo seguito e aiutato moltissime famiglie sul problema della casa e sul problema del lavoro. Il problema del lavoro è il primo problema della nostra città. È un problema del lavoro per i dipendenti o un problema del lavoro anche per le imprese che stanno chiudendo, che hanno difficoltà? Cosa può fare un comune realmente su questo tema? È il nostro primo punto di programma. Noi proponiamo un rilancio della nostra zona industriale che vede ormai tantissimi capannoni vuoti di aziende che sono andate via. Il comune può agire attraverso uno strumento importante che è il Consorzio Zona Industriale di Padova, un rilancio della zona industriale. Può insieme a tutti gli altri attori in gioco rilanciare quel luogo e attirare nuove aziende, Ma si è nuovi svuotato nel investimenti. frattempo? Ma il comune può agire la leva fiscale comunale, che non è una cosa da poco, perché oggi l'IMU, la Tasi sono quelle che in una città come Padova vanno a influenzare la chiusura anche delle aziende. Perché non è stato fatto finora, secondo Beh, lei? guardi, io l'ho proposto, non è che dico parole al vento, io l'ho proposto anche in Consiglio Comunale, questa cosa non è stata accolta, io penso perché non si è fatta una valutazione seria sui costi e i benefici. È vero che noi avremmo meno entrate da una riduzione delle tasse, però ci costa, secondo me, molto di più aiutare quelle famiglie che rimangono senza lavoro e che se lo avessero invece ci darebbero anche un ritorno come entrate economiche, anziché dare un aiuto fiscale alle imprese. Grandi opere a Padova, c'è una gran polemica sull'ospedale, lei è contraria? Beh, noi Sul nel nuovo nostro ospedale. programma abbiamo una proposta di riqualificazione non solo strutturale ma anche urbanistica di quello già esistente. Il nostro candidato, il dottor Monti, l'ex soprintendente ai beni culturali del Veneto, ha proposto una riqualificazione del vecchio ospedale. Pensiamo che il nuovo sia soltanto diciamo una ulteriore speculazione nella nostra città che si vuole fare anche e soprattutto senza conoscere i reali bisogni dei cittadini. Cultura, auditorium, anche su questo siete contrari, critici? No, sull'auditorium siamo stati contrari e siamo ancora contrari sul sito di Piazzale Boschetti. Noi riteniamo che ci siano molti luoghi della nostra città in disuso che potrebbero essere riadattati per questo scopo. Ce ne sono molti, basta volerne individuare il migliore. Temi appunto di una delle sue liste, ambiente, inceneritore, anche qua che detto uno stop di alcuni lavori. Nel nostro programma noi proponiamo un percorso che veda come l'obiettivo finale che l'inceneritore nella nostra città non serve più, come si è fatto anche ad esempio a Venezia. Noi pensiamo che soltanto una riorganizzazione della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nella nostra città e una raccolta differenziata spinta con nuove regole anche per i cittadini estesa a tutta la città possa realmente portare alla chiusura dell'inceneritore. Lei come vede il futuro di Padova? Beh, io amo Padova, lo vedo, mi piace immaginare un futuro bello e prosperoso, però molto dipende dalla politica e molto dipenderà dalle scelte che si faranno. Scelte che verranno fatte, lei si candida perché? Perché poi alla fine non credo che possa avere ambizioni di diventare sindaco con la sua lista, ma anzi il centro-sinistra si è molto frammentato anche in questa occasione. Lei perché si è candidata con Rifondazione Comunista all'altra lista? Diciamo che in questi anni non abbiamo condiviso le scelte che la maggioranza di centro-sinistra guida PD ha fatto, soprattutto in materia di urbanistica, di ambiente e di sociale. Perché guardate, quando abbiamo la città più inquinata d'Italia, che è Padova, è tra le città più inquinate
d'Europa addirittura, e non si prendono, forse perché fate i controlli e non anche. si prendono provvedimenti. Siamo totalmente nell'illegalità per quanto riguarda gli sforamenti del PM10, cioè voglio dire, non è una cosa che rende merito alla città di Padova. Quando in questi anni abbiamo avuto un'emergenza abitativa fortissima, ce l'abbiamo ancora oggi, abbiamo i centri di accoglienza pieni di famiglie sfrattate, si continuano a vendere le case pubbliche. Quando non si è rispettato la volontà dei cittadini padovani sul referendum di tenere l'acqua e i rifiuti in mano alla gestione pubblica del comune e si è venduta Cegas APS a Era, beh, non potevamo poi che dividere le strade da quelle la nostra strada da quella del PD. Era Daniela Ruffini, candidata a sindaco per Padova con Rifondazione Comunista e con la lista Salute, Ambiente e Cultura. E con quest'ultimo ospite chiudiamo la tribuna elettorale odierna e chiudiamo anche questo spazio delle tribune elettorali dedicate ai candidati a sindaco a Padova. Li abbiamo sentiti tutti, uno di seguito, tempo uguali per tutti, fino ad oggi. Domenica si vota fino alle ore 23 sia per le europee che per le amministrative. Lo scrutinio delle europee sarà subito dopo, dopo la fine del voto, la chiusura delle urne, mentre quello per le comunali a Padova, così come negli altri comuni veneti coinvolti al voto, inizierà nel pomeriggio di lunedì, e per questo la TGR Veneto, oltre ai consueti spazi informativi nei propri TG, avrà due speciali, uno alle 18 di lunedì con gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda Padova, gli altri comuni al voto, avremo una diretta da Bassano, ospiti in studio e commenti vari, e un'altra alle 23:45. Ed è tutto per questa tribuna elettorale, grazie a tutti e a risentirci da Curzio Pettenò.